tentata violenza per strada a Paese, dove mercoledì una 61enne è stata aggredita da un giovane di colore che ha cercato di stuprarla. I carabinieri lo hanno identificato, si tratta di un minorenne. I carabinieri di Vicenza hanno arrestato per tentato omicidio Salvatore Pangallo, l'uomo che avrebbe colpito più volte alla testa il padre di 89 anni. L'anziano è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Guardia di Finanza in comune a Treviso, sotto la lente le grandi mostre in città realizzate da Marco Goldin tra il 2016 e il 2018. Patenti facili con falso istruttore, il fatto in un'autoscuola di Mira che per un mese non potrà più fare lezione. Il problema degli organici al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. I magistrati sono tornati a chiedere un intervento dello Stato per colmare lacune che rischiano di paralizzare il sistema. I sindaci dell'Algordino hanno più poteri nell'azione di bonifica dei boschi atterrati, a conferirli il commissario straordinario Luca Zaia, anche come risposta alle critiche degli ultimi giorni sulla gestione dell'emergenza. Domani 27 gennaio, giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto. A Treviso il prefetto ha invitato a non cedere all'indifferenza anche di fronte al dramma dei migranti. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In apertura un'ampia pagina di cronaca a partire dalla tentata violenza avvenuta mercoledì sera intorno alle 20 a Paese. Siamo nel Trevigiano, dove una 61enne del posto è stata aggredita da un giovane di colore che ha tentato di stuprarla. I carabinieri lo hanno identificato, si tratta di un minorenne. È stato individuato dai carabinieri il giovane di colore che mercoledì sera ha aggredito e tentato di violentare una 61enne in pieno centro a Paese. Si tratta di un ragazzo minorenne, un sedicenne, figlio di una coppia di stranieri conosciuti e ben integrati nel territorio. Proprio per la giovanissima età non è stato arrestato ma solamente denunciato a piede libero. Hanno lavorato senza sosta i militari dell'Arma per rintracciare l'autore dell'aggressione avvenuta alle 8 di sera in via Cavour, a pochi passi dal cinema e dalla piazza di Paese. Il ragazzo indossava un giubbotto giallo, elemento che lo ha reso particolarmente visibile quella sera sia all'occhio dei testimoni, gli avventori del vicino bar che sono accorsi alle grida della vittima, sia delle telecamere di videosorveglianza. Il ragazzo, prima di essere fermato e portato in caserma, si è reso responsabile ieri di altri 2 reati, uno scippo e un borseggio ai danni di 2 donne vicino alla Castellana. E anche per questi è stato denunciato. Ora sarà il magistrato a decidere se eventualmente disporre una misura cautelare nei suoi confronti. Un 31enne serbo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Noventa Vicentina per violenza privata e soggiorno illegale nel territorio italiano. L'intervento dei carabinieri è stato chiesto dalla convivente dell'uomo dopo un litigio avvenuto pare per futili motivi. Quando i militari sono giunti nell'abitazione della coppia hanno accertato che durante la discussione il 31enne aveva spento una sigaretta sul viso della donna, sua connazionale di 43 anni, poi accompagnata al pronto soccorso dove le è stata diagnosticata un'ustione di secondo grado giudicata guaribile in 10 giorni. E adesso ci colleghiamo con Gabriella Basso da Montecchio Maggiore, dove è stato arrestato il figlio dell'anziano colpito alla testa qualche giorno fa, anziano che ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te da Montecchio Maggiore. Si è conclusa la fuga di Salvatore Pangallo, il 49enne che ha picchiato selvaggiamente il padre Francesco, 89 anni, pensionato in sedia a rotelle, lasciandolo in fin di vita sul pavimento di casa in una pozza di sangue. La ricerca si è conclusa nella tarda serata di ieri, quando i militari appunto sono riusciti a individuare Salvatore in un paese della provincia e l'hanno sottoposto a fermo, quindi l'hanno condotto in caserma. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora non avrebbe opposto resistenza. Contestualmente però sono proseguite anche le ricerche per trovare l'oggetto contundente con il quale Salvatore ha picchiato appunto il genitore al capo, genitore che è ancora in coma, assistito dai medici del San Bordo, dove è stato subito ricoverato in prognosi appunto riservata, medici che stanno facendo tutto il possibile per farlo uscire dalle condizioni di estrema gravità nelle quali si trova attualmente. Le prossime ore saranno comunque determinante per il quadro clinico dell'anziano. A dare l'allarme, ricordiamo, era stata la moglie di Pangallo,
che era rientrata a casa dopo essere riuscita a fare le spese e aveva trovato il marito appunto per terra riverso, ha subito chiamato il 118, la donna vive in un appartamento al secondo piano in via Beschin e l'uomo è stato appunto soccorso e portato, come abbiamo già detto, in pronto soccorso e poi ricoverato in prognosi riservata. Sono subito scattate anche le ricerche nei confronti del figlio, perché già inizialmente si era capito che c'è stata una lite furiosa tra il padre anziano e il figlio che non lavorava, con problemi a una gamba, si giocava molto alle slot machine, una richiesta continua di soldi che questa volta purtroppo è sfociata in tragedia. Maggiori particolari ovviamente nelle edizioni di questa sera dei nostri telegiornali. Da Montecchio Maggiore è tutto. Grazie Gabriella Basso. Torniamo a Treviso, dove la Guardia di Finanza è andata negli uffici del comune sotto la lente le grandi mostre realizzate in città da Marco Goldin tra il 2016 e il 2018. Fiamme gialle negli uffici del municipio di Treviso. Già da un paio di settimane sono in corso accertamenti sui documenti relativi ai rapporti tra Cassugana e Linea d'Ombra, l'agenzia di Marco Goldin che ha curato le grandi mostre in città sotto l'amministrazione di Giovanni Manildo nel Museo di Santa Caterina, in particolare quella sullo scultore Auguste Rodin. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno voluto esaminare contratti, atti dei dirigenti e deliberazioni di giunta e consiglio comunale con continue richieste di integrazioni e chiarimenti. All'origine dell'azione della Finanza ci sarebbe un esposto presentato mesi fa sotto la lente degli inquirenti, gli eventi organizzati dal 2016 al 2018 a Treviso, la mostra sulle storie dell'impressionismo e, come detto, quella dedicata a Rodin. All'esame delle forze dell'ordine anche la documentazione contabile. Non sarebbe l'operato del privato dunque, ma piuttosto quello dell'amministrazione pubblica al vaglio della finanza con il personale di Cassugana che ha dimostrato piena collaborazione. Adesso la vicenda di un'autoscuola veneziana che dovrà rimanere ferma, non impartire lezioni per un mese. Ci spiega tutto in collegamento Anna Maria Parisi. Buongiorno. Sì, buongiorno da Mira, dove oggi non si fa che parlare delle patenti facili con il falso istruttore. A scoprirlo i carabinieri della tenenza del posto. Per questo l'autoscuola vedrà sospese le sue lezioni di guida per un mese. Il provvedimento scatterà dal prossimo 1 marzo e a carico dell'autoscuola. Il nome di questa è Gruppo 2000 di Oriago di Mira, per la precisazione, con le sue 2 sedi anche di Catene, a Marghera e a Chirignago. Il falso istruttore, un 62enne di Mira, considerato la mente di queste patenti facili, vedeva a suo carico già dei provvedimenti nel 2016, pendenze con la giustizia riguardanti l'ottenimento di queste patenti facili, appunto attraverso facilitazioni e stratagemmi elettronici a pagamento. In sintesi, cos'è che faceva? Con bustarelle che andavano dai 2.000 ai 3.000 euro, faceva superare l'esame di teoria, cioè lo scritto, agli stranieri. Scoperto dalla Polizia Stradale di Treviso nel corso di un controllo, per questo reato aveva patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi, che stava ancora scontando con l'affidamento in prova anche ai servizi sociali. Provvedimento questo che sempre nel 2016 gli era pure costata la revoca dell'autorizzazione dell'autoscuola, successivamente con uno stratagemma riottenuta, come cambiando l'assetto sociale con l'esclusione della sua persona nella nuova gestione appunto dell'autoscuola 2000. E da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Un 40enne albanese irregolare in Italia è stato rimpatriato, non potrà tornare nel nostro paese per 8 anni. Una lunga scia di reati alle spalle, dallo spaccio ai furti alle violenze, una serie di denunce, conti in sospeso con la giustizia e ora la decisione finale da parte del giudice, ovvero il rimpatrio. Protagonista un albanese in Italia da molti anni, ma sempre da irregolare, già condannato a lasciare il paese, provvedimento sempre peraltro ignorato dal 40enne, ora è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e caricato su un aereo in partenza per Tirana. I carabinieri l'hanno individuato a Noventa Padovana, quindi è stato accompagnato in caserma e da lì è stata avvisata la magistratura che ha convalidato l'espulsione. Per lui divieto di tornare in Italia per i prossimi 8 anni. A Venezia l'inaugurazione dell'anno giudiziario, al centro l'annosa questione degli organici. A seguire per noi la cerimonia Tommaso Stoppa, al quale cedo subito la linea. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno. La Presidente della Corte
d'appello Ines Marini, nell'inaugurare l'anno giudiziario, ha di nuovo posto la questione che correttamente ricordavi, ed è già arrivata una prima risposta dal governo per bocca del Ministro per gli affari regionali Erika Stefani, presente alla cerimonia insieme alla Presidente del Senato Casellati, che ha detto di essersi fatta portavoce presso il Ministro della Giustizia Bonafede di questa questione, di aver già ricevuto una risposta nel senso che saranno al più presto banditi concorsi per colmare queste lacune nel personale amministrativo. Questo almeno dice il Ministro della Giustizia Bonafede. Per quanto riguarda invece i reati, nella relazione del Procuratore Generale di Venezia Antonio Mura si è parlato di come non vi sia una emergenza sicurezza al di fuori di eventuali percezioni dei cittadini, perché il numero di reati si è mantenuto costante rispetto allo scorso anno e anche rispetto agli anni che l'hanno preceduto, tranne per due aspetti cruciali e in controtendenza l'uno rispetto all'altro. Si parla di omicidi che da 80 sono passati a poco più di 50 nel giro di un anno, quindi una netta riduzione, ma in compenso il numero dei tentati omicidi è invece raddoppiato. Questi dati che poi andranno letti e interpretati. Per il momento da Venezia è tutto. Grazie a Tommaso Stopa, naturalmente tutti i dettagli su questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario questa sera nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca e con i controlli a tappeto dei carabinieri nella bassa padovana. Sentite il bilancio. 9 denunce e 5 persone segnalate come assuntori di stupefacenti nei controlli a tappeto dei carabinieri di Este sulle strade della bassa padovana. Denunce e patenti ritirate per un 30enne di Montagnana che ha tentato di forzare un posto di blocco mentre guidava con un tasso alcolemico sopra il consentito e la patente revocata, e per un 30enne di Ponso che viaggiava con un macete da 60 cm nascosto sotto il sedile e che si è rifiutato di sottoporsi al controllo sull'assunzione di stupefacenti. Diverse poi le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, tra cui una pensionata quasi ottantenne bloccata a Ponso con un tasso alcolemico di 1,22 grammi per litro sul limite di 0,50 e un 36enne fermato a Boara Pisani con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,4. Novità sulla scomparsa di Luca Tacchetto e della fidanzata Edith. C'è stato un vertice tra Italia e Canada. A fronte delle ricerche di Edith e Luca, i due fidanzati scomparsi in Burkina Faso, arriva dal vertice economico di Davos in Svizzera. Lì infatti si sono incontrati per un vertice i ministri degli esteri di Italia e Canada, i paesi di origine dei due giovani, per coordinare al meglio le ricerche e scambiarsi informazioni e piste da seguire. La conferma del vertice è arrivata direttamente dalla Farnesina. I due ministri hanno convenuto che le competenti autorità italiane e canadesi continueranno a collaborare da vicino. La massima priorità resta la sicurezza dell'architetto di Vigonza e della sua compagna. Purtroppo nel paese africano si è appena insediato il nuovo governo e nelle strade ci sono proteste e attacchi terroristici ai villaggi e ai posti di polizia, un clima indubbiamente difficile. Voltiamo pagina e torniamo a parlare della montagna bellunese devastata dal maltempo di fine ottobre inizio novembre, perché sono arrivati più poteri nell'azione di bonifica dei boschi atterrati per i sindaci. A conferirli il commissario straordinario, governatore del Veneto Luca Zaia, anche come risposta alle critiche giunte in queste settimane sulla gestione dell'emergenza. Montagna Veneta disastrata, da oggi la palla passa ai sindaci, perché la Regione non ci sta a subire critiche infondate sull'operato dell'emergenza tornado, in particolare da diversi primi cittadini della comunità montana gordina, che lamentano di essere stati lasciati soli. La risposta è arrivata oggi a Belluno, direttamente dal responsabile delegato dalla Regione, come soggetto attuatore di tutte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi colpiti. Non è assolutamente vero, perché comunque sono nel territorio bellunese, in particolare in quel territorio 2 volte alla settimana incontro periodicamente i sindaci e la comunità montana, infatti non mi spiego, diciamo così, questa uscita. Un conto è incontrarli, un conto è cominciare a fare le cose, però. Sì, infatti probabilmente a qualcuno è sfuggito che le stiamo facendo e forse è sfuggito un po' alla Gordino. Ma la Regione va oltre, rispondendo alle critiche con gli incarichi.
Così da questa mattina, con un'ordinanza firmata dal governatore e commissario all'emergenza montana Luca Zaia, i primi cittadini coinvolti sono diventati a loro volta soggetti attuatori nei loro territori. Siccome le foreste non si ricreano con le polemiche, ha commentato il governatore Zaia, ho pensato di dare anche ad altri sindaci quei poteri che consentiranno loro di affrontare direttamente le problematiche dei loro territori. In pratica dovranno provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti, qualunque sia la proprietà, dalle regole, comunale o privata. La necessità è pulire. Pulire significa togliere gli alberi schiantati dal bosco. Se non lo fai tu, ci sarà un tempo in cui non potrai più farlo perché qualcuno si sostituirà a te e non si pensi che si sostituirà a te per darti i soldi che avresti dovuto prendere tu, ma lo farà e userà i soldi eventualmente che arriveranno per pulire quello che tu non hai pulito. E questo per evitare il diffondersi di infezioni nei boschi. Perché comunque c'è un'emergenza, perché comunque il bostrico, che è diciamo così, il pericolo più importante, nel 2020 potrà scoppiare e poi nel 2021 invadere proprio i nostri boschi, che significa intaccare le piante che sono sane. Interventi che sempre da oggi saranno possibili seguendo le indicazioni elaborate dall'ARPAV, che mettono in sicurezza operatori e territori da slavine e altri smottamenti. Con gli incarichi il governatore vuole evitare ogni polemica, ma resta chiaro il messaggio dalla Regione a chi l'accusa di inefficienza nell'emergenza. Prima di dire certe cose bisogna anche parlare tecnicamente dove si possono fare le cose. Il governatore del Veneto Luca Zaia non sarà candidato alle prossime europee di primavera, lo dice il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini. Io e Zaia, sottolinea Salvini, lavoriamo fianco a fianco in pieno accordo, in particolare su alcuni dossier come autonomia, sicurezza e infrastrutture. Intanto il governatore Zaia proprio ha commentato la richiesta del Tribunale dei Ministri di processare il ministro dell'Interno Salvini sul caso della nave dei migranti, sulla nave Diciotti. Il ministro Salvini ha fatto il ministro con la nave Diciotti, non ha fatto il delinquente, non ha commesso reati e mi sorprende che ci sia anche questo accanimento. Io ho il massimo rispetto sempre per quello che esce dalle aule dei tribunali, però in questo caso devo dire che mi sembra assolutamente azzardata tutta questa volontà di fierire contro Salvini. Salvini ha fatto il suo dovere, ha difeso i confini e i confini vanno difesi così. Se negli altri paesi incriminassero, quelli che noi riteniamo democratici, incriminassero con questa facilità che c'è come oggi per il Tribunale dei Ministri, direi che molti dei leader e capi di Stato di paesi che noi riteniamo molto democratici sarebbero incriminati. È il momento di fermarci, qualche istante di pubblicità e poi torniamo, a tra poco. Di nuovo in diretta domani 27 gennaio, giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto. Nella Marca Trevigiana l'anticipazione in provincia, la presenza del prefetto che non ha mancato di esprimere le sue riflessioni. Sentite. Ha ancora un senso tutto questo? Direi che più che mai in questo periodo ha senso. Ricordiamoci che si è arrivati ai campi di concentramento partendo, come dire, o meglio, vivendoli per le persone del tempo quasi come una, non dico una normalità, ma una cosa che accadeva e per la quale non si poteva far nulla. Poi si è scoperto che invece forse qualcosa si poteva fare. Non cedere all'indifferenza della normalità. Nella giornata della memoria per l'Olocausto un messaggio che vale per tutte le epoche, inclusa l'attuale. Il mantenimento dell'Europa credo che sia l'antidoto principale per evitare che si torni a delle tragedie del passato. E tutto passa però attraverso innanzitutto il rispetto della persona umana, del diverso, della persona che non la pensa come noi. Inevitabile l'accostamento ai migranti, all'indifferenza di quasi tutti i paesi europei che hanno lasciato solo il nostro paese davanti ad un vero e proprio esodo epocale. Stranieri che cercano un futuro a rischio della vita, ma che in molti casi sono destinati a rimanere dei fantasmi clandestini delle nostre comunità. Con la consapevolezza che bisogna dare a queste persone una reale prospettiva di inserimento lavorativo o comunque di vita, di inserimento e quindi di prosecuzione della loro esistenza, magari anche in Europa. Perché anche per il prefetto l'arrivo non regolamentato in fondo fa comodo a molti. Far arrivare tutti senza dare una reale prospettiva mi pare un azzardo e a volte mi sembra che vengano in qualche modo strumentalizzati da una o dall'altra parte.
Qualche giorno fa il sindaco di Padova, in merito alla giornata della memoria, aveva paragonato la Shoah al fenomeno dell'immigrazione, dichiarazioni che hanno scatenato le reazioni politiche. Come era prevedibile, bufera politica sulle parole del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che in occasione della giornata della memoria ha dichiarato che c'è un'agghiacciante similitudine tra quello che è accaduto nel secolo scorso agli ebrei e le vicende che oggi vedono morire nel Mediterraneo migliaia di persone. L'attacco più violento arriva dalla Lega, che accusa Giordani di strumentalizzare due vicende che nulla hanno in comune. Non voglio essere offensivo e quindi dico che è un'affermazione strampalata, quantomeno strampalata, perché paragonare il dramma degli ebrei vittime del fascismo, del nazismo, con quello che sta succedendo oggi è davvero una cosa che non sta né in cielo né in terra. Marcato sottolinea che i protagonisti negativi delle vicissitudini dei migranti sono tutti cittadini africani e non italiani o europei. Vengono caricati su dei barchini tenuti da scafisti africani che, se vedono che c'è una malparata, prendono, li buttano in mare e li ammazzano, africani. Nessuna similitudine possibile per la Lega nemmeno con i centri di accoglienza veneti. Se poi ci riferiamo allo svuotamento degli hub, io che conosco Bagnoli e Cona, quelli non erano hub, erano stalle. Cioè noi abbiamo portato via da stalle esseri umani che vivevano in condizioni igienico-sanitarie pietose. E arriva anche una richiesta politica forte al sindaco per il Consiglio Comunale in programma lunedì prossimo. A questo punto chiederemo che non presenzi al Consiglio Comunale, ci faccia la cortesia di starsene fuori, pensare a quello che ha detto per bene, farsi un esamino di coscienza e tornare magari scusandosi. Nessuno spiraglio di dialogo dunque, per Giordani l'accusa è di una caduta di stile. Dire che questa roba qua è uguale a prendere degli ebrei, sradicarli dalle loro vite, dalle loro case, dalle loro sicurezze, caricarli su dei treni, su dei carri bestiame e mandarli ad Auschwitz a morire, ed è la stessa cosa, ma io credo che, spero che sia dovuto a, non so, probabilmente a una giornata faticosa. Il Carnevale sta entrando ormai nel vivo. A Venezia si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto, contro il rischio baby gang. Anche quest'anno, in occasione del Carnevale 2019, che prenderà avvio il prossimo 16 febbraio, saranno impiegati militari delle Forze Armate per i servizi di vigilanza ai siti e agli obiettivi sensibili, replicando le misure di sicurezza adottate negli ultimi anni per rendere sicuri i grandi eventi lagunari. Si è riunito infatti in prefettura il Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Vittorio Zappalorto, per un primo esame del dispositivo da mettere in atto nelle prossime manifestazioni, quando prenderà il via la kermesse lagunare. Lo scopo è quello di confermare quanto di buono fatto in materia di safety and security nel corso degli anni scorsi, potenziandolo e migliorandolo sulla base dell'esperienza passata. Non solo, durante il tavolo è stata anche condivisa la necessità di approcciare il problema delle bande giovanili in modo più complesso e articolato, puntando sull'aspetto strettamente educativo, per cui risulta indispensabile il coinvolgimento dei comuni, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie dei giovani stessi, senza prescindere dalle attività sul piano info-investigativo già messe in atto dalle forze di polizia con il coordinamento della competente autorità giudiziaria. Imparare a superare il panico, a gestire eventi di massima emergenza, lo hanno sperimentato gli studenti dell'Istituto Rossi di Vicenza. Vediamo allora com'è andata. No, non è un videogioco di quelli diventati famosi e con i quali tanti ragazzi passano il tempo preoccupando le famiglie. Questa è una vera e propria prova antiterrorismo, di aggressione, di pericolo, dove i ragazzi sono i protagonisti. Siamo all'Istituto Rossi a Vicenza. I ragazzi stanno partecipando alla gestione dell'evento di massima emergenza del progetto Sicurezza a Scuole, patrocinato dal Comune e dal Provveditorato. Far capire loro come affrontare, come comportarsi in situazioni di emergenza ad alto rischio.
quali possono essere situazioni di queste cellule active shooter che entrano nelle scuole, non armati solo di arma da fuoco, ma anche armi da coltello, anche sul discorso degli spray urticanti. Hanno capito soprattutto che non si tratta di allarmarsi o di aspettarsi eventi terroristici in qualsiasi momento, bensì di saper gestire il panico, le proprie emozioni, saper prestare soccorso, saper ricevere soccorso. Ed eccoli allora i protagonisti, tra di loro ci sono quelli che nel simulato assalto sono scappati, hanno fatto i feriti, i morti e quelli che hanno prestato i primi soccorsi, imparando ad usare strumenti e kit, imparando a gestire le loro emozioni. La sensazione subito è stata panico e paura. Sicuramente si va un po' in panico, non si sa cosa fare, però sicuramente con questo corso sono riuscita a capire anche come comportarsi in determinate situazioni. Se però uno riesce a stare calmo, come appunto ci hanno insegnato, deve prima valutare appunto la situazione e poi andare a vedere se ha la possibilità e se è anche in grado di aiutarli in qualche modo. Aiutare i miei compagni è stato, non so come definirlo, però è stato veramente magnifico, perché se mi trovo un giorno in questa situazione sono già preparato grazie a questo corso, quindi io lo consiglierei a tutte le scuole veramente. Ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, l'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso nel corso della giornata su tutte le province. Non si escludono nevicate in quota sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi, massime intorno ai 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo più nubi sui settori montuosi, altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore la nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -5 e -3 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i 0 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.